La ritrattistica di ogni cultura, religione, epoca ha indicato nel cielo il luogo privilegiato per eccellenza e nel sole il segno del vigore vitale. Gli astrofisici hanno dimostrato che da ogni stella cadono fotoni giorno e notte che ci trapassano e forse ci caricano le batterie, perché ormai è assodato che i fotoni sono onde con frequenze diverse ed il colore, anche quello che non si vede nell'ultravioletto, ne indica la natura. Torniamo al ritratto. Dio Padre è luce, può essere raggiante od espandersi diffusamente. Gli zoroastriani lo associano all'aquila, gli egizi al Ba o al Ra ed i politeisti greci e romani attribuiscono a Giove faretre zeppe di fulmini. Il dio cristiano a triangolo, tondo od umanizzato è folgorante e quello musulmano inimmaginabile è nel nome luminoso. Ed illuminati sono i devoti di costoro. Cristo è avvolto in una mandorla di luce ed apostoli e santi hanno il capo aureolato. Lo Spirito Santo è fiamma accesa sul capo, il fulcro del chakra buddista ed indù, e per la scienza il luogo di massima energia. L'elettroencefalogramma è lo strumento di misurazione dell'esistenza più dell'elettrocardio. Energia di fuoco che tuttavia non brucia. La teoria quantistica, oggi prevalente, ipotizza universi contemporanei costituiti da onde sovrapposte. Immaginiamo l'acqua tranquilla di uno stagno in cui cade un sasso. Onde circolari si diffonderanno, ma se i sassi fossero due e cadessero vicini, nell'incrocio delle ondine genererebbero una forma. Ipotizziamo stagni aerei colpiti da energie molteplici, di frequenze diverse e sapendo che la frequenza più è intensa, più è capace di generare forme compatte, che si formi appunto, anzi si crei una goccia d'acqua, uno stagno, un pesce, il muschio, l'albero. E per l'intervento di un artista di cui cerchiamo di dimostrare una ragionevole possibilità d'esistere, l'uomo. Questi ha capacità insondabili. Iniziamo con la banale sensibilità del rabdomante, ossia quella di percepire l'acqua che scorre, perché per quanto profonda, questa genera energia sufficiente a far tremolare il bastone che regge davanti a sé. Molti sono i templi pagani su cui le chiese cristiane sono state edificate, su luoghi con acque sotterranee, talora su sorgenti, forse per attingerla da pozzi ed irrigare i campi, può essere. Ma certamente gli architetti sacerdoti o monaci avvertivano quel che, bombardati da onde radio, TV, cellulari, noi oggi più non sentiamo, essendo queste onde troppo sottili, non abbastanza sottili per me, che entrato nell'abbazia di Sacra San Michele dovetti precipitarmi al bagno per sommovimenti viscerali, resistetti
all'emozione visitando la mastaba egizia di Saqqara. Energia, campi magnetici che avvolgono a guscio il nostro corpo. Vanno da 250 CPS, è la misura della frequenza biologica per secondo, a 900 CPS. Valerie Hunt, fisiopatologa, usando un elettromiografo, dispositivo per misurare l'attività elettrica muscolare, ha rilevato punte fino a 1600 CPS. Attorno a chi? A cosa? Ai punti del chakra. Pare che la meditazione aiuti ad accendere l'aura, che può avere colori differenziati. Se è nera è brutto segno. Se poi nel nero vi sono macchie bianche diffuse, siamo di fronte a un caso di cancro in metastasi. Nero, colore del lutto in Occidente, bianco in Oriente. Ma l'energia che abbiamo dentro ed attorno a noi ci può proteggere. Nell'arte marziale, piccoli e vecchi maestri cinesi diventano invulnerabili. Non c'è modo di superare la sfera che li avvolge, eppure nascono e muoiono come noi, non sono marziani. Possiamo definire questa capacità un oggetto non identificabile, un UFO in carne e ossa? Durante la persecuzione dei giansenisti attorno alla metà del XVIII secolo, nella civile Francia non ci si capacitava di non riuscirli ad ammazzare neppure traforandoli con spiedi o affettandoli con accette. Non uno, ma tanti. Per la Sacra Romana Chiesa non si trattava di miracoli. L'abate François de Paris venne sepolto nel maggio 1727 nel cimitero di Saint-Médard a Parigi e, pur morto, continuava a compiere miracoli, tanto che Luigi XV fece chiudere il cimitero suscitando l'ironia di Voltaire. È proibito per ordine del re che Dio compia miracoli. Scomparsi costoro, ma forse. Eppure di Santa Barbara, nel suo martirologio, si narra la fatica di santificarla con la morte. Forse colpivano nel punto sbagliato o in un momento sbagliato. Se si lascia cadere una goccia di inchiostro in un cilindro di glicerina e poi lo si fa ruotare, l'inchiostro scompare. Si può pensare sia stato diluito, assorbito dalla maggior densità della glicerina, e invece no. Invertendo la rotazione, l'inchiostro si ricompone ed è questo il momento per colpirlo con la carta assorbente. Si può dedurre che le cose non sono quello che vediamo, che l'invisibile è uno stato di provvisoria confusione, o viceversa. Limitiamoci a ciò che lo strumento occhio invia al cervello. La materia, animata o inanimata, guardandola dall'alto, ciascuno che abbia volato ne ha fatto esperienza, è tutto un intreccio di alberi, colline, mucche al pascolo e omini. Per quanto si muovino, paiono tutti fermi. Eppure ciò che vediamo ha una sua energia che si manifesta nella crescita, negli spostamenti oppure nel restare ostinatamente fermi come rocce.
La poesia lo sa da un pezzo. Le metamorfosi greche e romane erano la spiegazione della genesi delle cose, ma nel contempo del legame profondo che le unisce. Religione, mitologie, immagini di archetipi, sono parole con la stessa sorgente, legare le cose. Qualcuno potrebbe obiettare, sì, per la paura di morire, di scomparire nel nulla, nel buco nero, certamente. Ma il fuoco rubato agli dei da Prometeo ci fu donato per illuminare l'umana specie con promessa di vita e di comprensione, ovvero conoscenza. Ci permettiamo una piccola digressione per alleggerire il racconto. Si usa dire: nessuno è tornato dall'aldilà. Io sono l'uomo perplesso. A sinistra, con l'alluce valgo. Mi sto chiedendo: e se vi fosse una ragione nel non ritorno? Se l'accoglienza nell'aldilà fosse affettuosa, musicale, giocosa? Osservate le figure intorno a me. Insomma, un paradiso celeste, come ci viene rappresentato da pittori e narrato dai profeti. Mi chiedo per quale motivo dovrebbero tornare seguendo la consueta via. 9 mesi al buio, pasto unico, senza scelta da menù, esclusa ovviamente la lista dei vini, e condizionati dall'umore, in verità precario, del contenitore, e poi uscir dallo scafandro di testa e sperando che il cordone ombelicale regga di quel tanto per prendersi sberloni sufficienti a far gonfiare i polmoni e protestare con grida che curiosamente i genitori accolgono lietamente? E se nonostante tutte queste angherie e le altre che stiamo vivendo rinascessimo come un computer resettato, senza memoria delle precedenti esperienze terrestri, saremmo forse più felici? Ne riparleremo. Torniamo alla fisica subatomica, ad onde o particelle. Anche queste possono metamorfizzare, così piccole che non si possono misurare, eppure alla domanda quanto la risposta è stata quanta, e questo innominabile elemento sarebbe per la scienza la sostanza base dell'universo. Soffermiamoci su taluni attributi: imponderabile, invisibile. Se onda, ma se noi la guardassimo, per quanto invisibile, diventa particella. Così è per gli elettroni. Con questi la prova è stata fatta. Se non lo si guarda, danza come un'onda. David Bohm non si dà pace. È così Nick Herbert, che si chiede che diavolo di potere abbiano se solo guardandole creiamo materia, ossia dal niente una particella, da un'onda una particella. Per quanto piccolo, l'elettrone lo è con proprietà bizzarre. Viaggiano in coppia, uno positivo, l'altro negativo, come due coniugi in permanente discussione, e quando si scaldano, si scontrano, fanno scintille, tecnicamente fotoni, ed i due talora si separano. Se una delle due dovesse essere mutata nella direzione, l'altra si sposta egualmente, simultaneamente, istantaneamente. È normale per gli umani evitare
la minestra riscaldata, ma nel brodo primordiale da cui hanno preso l'imprinting. Se uno dei due cambia direzione, come dicevo, l'altro istantaneamente lo imita. Il fenomeno è chiamato entangled. Einstein, saputo di particelle gemelle telepatiche, quindi comunicanti con velocità uguale a 0, velocità per lui impossibile, fece spallucce. Se si vedono solo se osservate, non sono cose indipendenti, protestò. Dipendenti dall'occhio umano, quali particelle o ondine vanitose. Invece sono discoli in libertà condizionata. Se si infilano in un plasma, una specie di camicia di forza a base di gas con grande densità di elettroni e ioni positivi, ossia atomi con carica positiva, si associano in un battesimo oceanico e tutte, trilioni di trilioni, le particelle diventano simultaneamente tutte gemelle. Bohm definì questa onda gigante plasmoni e si vedono e si sentono molto bene, lingue di fuoco a temperatura variabile. Bohm, come Einstein, era un sognatore di sogni lucidi, presumibilmente, dove il cervello guida la danza, sceglie la musica, dirige l'orchestra. Dove? Ovviamente nel mondo che appare, chiudendo gli occhi, nell'universo che per i sensi non c'è, l'opposto di quanto accade per gli elettroni. La circostanza che questi si vedano ad occhi aperti e mondi appaiono ad occhi chiusi ci deve far riflettere. Per vedere gli elettroni ci si deve credere. Perché non farlo con i sogni? Così come si fa per ogni opera d'arte. Entrare nel quadro attraverso una fessura di fontana e volare con Marc Chagall. Gli oracoli dai sogni traevano enigmatici presagi. Quella che vedete seduta sul tripode è Pizia. Amava le sciagure. Freud rivelava dai sogni le pulsioni ormonali represse. Jung risaliva per connessioni agli archetipi. Per entrambi la guarigione era legata ad una parola magica: credere. Conosciamo l'effetto placebo. Non sapendo a che santo votarsi, avendo un tumore linfatico diffuso, Mr. Wright si rivolse al dottor Bruno Klopfer, uno psicologo che del placebo aveva buona esperienza. Somministrò al paziente, rassegnato ormai, un farmaco dal nome ed ingrediente misterioso: Crebiozen, asserendo che era l'ultimo ritrovato della scienza medica. 10 giorni dopo, Mr. Wright lasciò sul lettino d'ospedale la maschera d'ossigeno e tornò a pilotare a 12.000 metri d'altezza il suo aereo. Apprese notizie dai giornali secondo cui veniva negata l'efficacia del farmaco. Wright lesse. Ebbe una ricaduta prontamente arrestata dal dottor Bruno, asserendo che la prima iniezione era stata deteriorata durante il trasporto. La nuova che gli stava somministrando invece era perfetta, appena accolta. Le masse tumorali si sciolsero e Wright visse in piena forma finché l'American Medical Association pubblicò l'inutilità del farmaco. Dopo 2 giorni il pover'uomo perse la fede e la vita. Vittorio Micheli
nel 1962 fu ricoverato all'ospedale militare di Verona con l'anca sinistra erosa dal cancro. Andò a Lourdes e dopo 2 mesi, violando ogni regola della fisica, camminava nuovamente perché l'osso si era ricostituito. La Commissione Medica Vaticana, esaminando il caso fino al 1969, confermò che si era verificata una ricostruzione ossea mai vista prima ed impressionante, di tipo sconosciuto agli annali della medicina universale. E ciò senza qualificarlo miracolo. Sono note le stimmate di San Francesco e di Padre Pio, ma sono sbagliate. Ossia, sono nel posto in cui credevano dovessero essere sulla base delle immagini di crocifissioni di Gesù. I romani sapevano bene dove piantare i chiodi perché le braccia reggessero il corpo, nei polsi. Anche Caravaggio, il realista, si ingannò. Sorprendente cosa può creare l'immaginazione, la pittura, l'arte. Si potrebbe asserire che l'artifizio è creativo persino nell'errare. Santa Teresa, scolpita dal Bernini, come lei raccontava nelle memorie le sue visioni, ossia con un angelo in piedi davanti a lei, con una freccia che le trafiggeva il cuore dopo morta, nel suo cuore fu trovata una ferita profonda. Per cui un consiglio: se proprio volete pensare, pensate positivo, e se non siete astemi, guardate la metà del bicchiere pieno, se il cervello può imbrogliare il corpo anche solo con un'immagine. È importante sapere dove si trova per farselo alleato. Funzionando elettricamente, la Hunt ha collegato l'elettromiogramma al campo energetico, ossia fuori dal corpo fisico, ed un EEG al cranio. Ha emesso suoni forti, ha acceso e spento luci potenti. Il primo a reagire è stato il campo elettrico esterno al corpo. Si può supporre che la mente, ossia la capacità di conoscere, abbia più di una residenza. Stefan Osowiecki, un polacco, aiutò archeologi a collocare nel tempo i loro reperti, tenendo l'oggetto tra le mani. A differenza dell'esame al carbonio radioattivo, lui descriveva la vita del villaggio, le usanze, ed anticipava le acconciature femminili, allora di moda, che vennero trovate successivamente in statuette. Ma cosa possono fare le mani se collegate al cervello centrale ed a quello esterno? Lasciata bendata in un bosco, una sensitiva l'attraversò senza sbattere il naso, usando come radar ricettore dell'energia degli alberi le mani. E se potessero creare materia? Sai Baba, un indiano, santone o imbroglione, vedete voi, capace di realizzare oggetti in oro, pietre luccicanti sotto gli occhi di devoti e della telecamera. Ma su questo lasciamo a voi giudicare. La letteratura induista descrive questo involucro energetico con il termine anu, ossia sottili energie invero a noi sconosciute. Tentiamo un approccio descrittivo. Tra le molte esperienze premorte, una ci ha incuriosito. A Seattle, una assistente ospedaliera partecipò alla rianimazione di una donna dopo un arresto cardiaco. Questa raccontò che nel breve tempo sospeso
si trovò a guardare il suo corpo, i medici, gli infermieri, ed al terzo piano dell'edificio, sul davanzale, aveva visto una scarpa da tennis vecchia con un buco all'altezza del mignolo e la stringa sotto il tacco. Camberly Clark, l'assistente, salì, vide la scarpa, ma non il buco, perché era rivolto verso l'esterno, ossia verso il vuoto. Frequente è la descrizione di un tunnel alla cui fine vi è luce. Hieronymus Bosch lo rappresenta molto bene. Swedenborg, un mistico svedese, un Leonardo da Vinci per quelle terre, nato nel 1688, offrì servigi alla regina di Svezia, informandola del contenuto di una lettera mai spedita dal defunto, contenente informazioni solo a lei note. Swedenborg sostiene che l'elemento di questa energia è l'informazione. Allora, come Google, Facebook, che per quanto virtuali ci sono e si vedono.